Concentrazione e determinazione, questo è quanto chiede ai suoi uomini il tecnico del Pro Favara Raimondo Filippazzo alla vigilia del big match contro il Serra di Falco. La sfida al vertice, valevole per la 23esima giornata del campionato di promozione Girone A, probabilmente deciderà le sorti del torneo. Ad 8 giornate dal termine, i gialloblu hanno un vantaggio di 9 punti in classifica sui rivali nisseni, una vittoria sul proprio terreno di gioco. Per la compagine favarese significherebbe non solo incrementare di ulteriori 3 punti il vantaggio, ma mettere una seria ipoteca alla vittoria finale e quindi al salto in eccellenza, tanto atteso dai tifosi. Per la matematica i punti disponibili sono ancora 24 e le occasioni sciupate alla scorsa stagione sportiva impongono cautela alla società di Piazzale Giochi Olimpici. Domani il fischio d'inizio di Pro Favara Serra di Falco è fissato per le ore 15 e allo stadio comunale Giovanni Brucoleri si prevede il tutto esaurito.